when the beat drops out. When the beat drops out. Eccoci, siamo già di nuovo in diretta, salutiamo subito in postazione per quanto riguarda la prima categoria il nostro Alessio Patti. Ciao Alessio. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Sei diventato già un pupillone della nostra Sabina. Ma per me è un onore essere. È simpatico. Io un applauso a questi ragazzi che stanno dietro le quinte perché sono bravissimi e soprattutto informatissimi. È sono vero, doc, preparati, sono preparati. scelti bene, sì. Bene, sono contento che ti piacciono. Salutiamo adesso l'arrivo del direttore sportivo della New Team Sicilia, New Team di Ragusa, perdonami, New Team Ragusa, che oggi pareggiando in casa contro l'Atletico Scicli, in casa dell'Atletico Scicli, insomma hanno acquistato il diritto di partecipare alla prossima stagione al campionato di promozione. Sei contento Alessandro? Massimiliano? Sono contento di essere di nuovo qui. Ce l'avevi promesso d'altra parte. Sì. Sei contento? Sì, sono contento. Avete festeggiato negli spogliatoi? Doccia Infatti, per tutti? Infatti io sono pieno di champagne. Doccia per tutti. Presidente, ma papà l'hanno messo anche lui sotto la doccia? No. Fortunatamente sono scappato via. Ah, sei riuscito a scappare? Non sono riuscito ad accapparmi. Ah, benissimo. Però insomma un pochettino ci sta questa cosa. No, ma l'ho preso anch'io un po' di champagne sul giubbotto. Ah, va bene, va bene. Allora, prima di iniziare a parlare del campionato di prima categoria e poi insomma vedere anche quello che è successo soprattutto nei 3 gironi che trattiamo all'interno di penalty, io voglio ritornare di nuovo con Catania e parlare con Massimo Ruisi, che è il presidente della squadra giovanile Real Catania. Allora Massimo, voi avete una bella realtà, lo diciamo spesso perché noi siamo amici vostri e voi siete amici di penalty, che lavora in un quartiere, non dico a rischio, però un quartiere insomma particolare di Catania. Avete trovato difficoltà oppure anche insomma questi ragazzi hanno voglia veramente di mettersi in gioco, sperare di diventare dei calciatori? Voi insomma fate anche un discorso educativo e credo che questo poi debba diventare anche l'obiettivo da parte di tutte le società e tutte le scuole calcio. Non so se sei d'accordo, Massimo. Sì, difficoltà non tanto perché i ragazzi seguono i mister, noi cerchiamo di seguire anche loro, anche molto sul privato. Mi senti ora, Ettore? Sì, ti sento bene, ti sento bene. Cerchiamo di seguirli. Ti sento bene, bene. Dicevi... Ragazzi del quartiere lì ce ne sono, ma anche tanti vengono da fuori zona. Sì. E questo è importante. Senti Massimo, se possiamo fare inquadrare adesso dalla regia di Catania i ragazzini, non so se ti ricordi i loro nomi, magari ce li vuoi presentare in modo che così possiamo fare un regalo anche a loro, perché loro sono anche i protagonisti della vostra scuola calcio e in questo caso anche della puntata odierna di penalty. Chi sono? Chi c'hai dietro? Sì, faccio parlare loro. Ah, benissimo, così si presentano, vai. Allora, abbiamo un problema al microfono, sistemiamo il microfono e poi ritorniamo di nuovo con Catania perché non si sente. Sistemiamo il radiomicrofono in modo che così poi conosciamo i ragazzini in prima persona. E allora, subito ci dai un quadro completo del primo girone che trattiamo, no? Del campionato di prima categoria. Allora, il girone F, appunto Ettore, se la regia ci manda la schermata della classifica, sono da segnalare intanto le 2 vittorie in scioltezza, la prima dell'Adrano per 3-0 in casa contro la Gira, del Belpasso invece fuori casa contro il Maletto per 4-0, quindi Adrano e Belpasso continuano la loro corsa a 48 e 46 punti. E da segnalare anche il clamoroso stop, anzi mezzo stop del Calatabbiano per 1-1 fuori casa contro il fanalino di coda Real Tremestieri, si ferma, anzi no, chiedo scusa, vincono anche Cometa Biancavilla e Milo che si riprende dopo un periodo negativo e rimane quinto in classifica. Attenzione perché insomma settimana prossima l'abbiamo anticipato. Esatto, l'avete anticipato, settimana prossima match. Belpasso Adrano. Noi di penalty saremo lì. Una partita da vera tripla questa. Infatti, è bello giocare queste partite, direttore, no? Insomma, partite insomma da dentro e fuori, perché il Belpasso è sotto di 2 punti, l'Adrano indubbiamente avrà probabilmente 2 risultati su 3, no? Però il Belpasso in casa è tosto. Sì, io seguo certo, ci mancherebbe. Gironi, e quindi questo è uno di quelli in cui la vittoria del campionato
si porterà fino alla fine. È vero, è Io non mi vero. voglio sbilanciare, Ettore, dicendo che l'Adrano magari andrà a Belpasso un po' timoroso perché comunque è sempre la capolista, Sì. però è chiaro che andare in un campo come Belpasso in prima categoria non è mai semplice. Attenzione perché- Giocare per lo 0-0, a volte comunque per il Certo. pareggio non è una tattica. Però del tutto sottolineiamo sbagliata. pure che il Belpasso, insomma, ha un quadro tecnico in campo di grande esperienza e questo in Nonché questi un'organizzazione societaria in questi eccellente. incontri può servire tantissimo. Passiamo adesso al girone G? Sì, esatto, Sì. il girone G che vede il Megara Augusta, La schermata ecco è qui pronta. la schermata dei risultati. Il Megara Augusta vince per 3-1 contro il Kennedy, sfrutta il KO esterno della Real Città di Paternò contro lo Sporting Eubea e conquista la vetta solitaria della classifica +3 appunto sul Real Paternò. Il Lineri Mister Bianco non riesce a vincere fuori casa col Carlentini, si ferma sul 2-2 ma perde anche il Palagonia e quindi il Lineri Mister Bianco diventa terzo solitario in classifica. E indubbiamente si spalancano le porte dei playoff. Sicuramente il terzo posto è importante, Certo. per giocare i playoff in casa è sempre Certo. un vantaggio. Bene, bene, bene. Mi comunicate se a Catania abbiamo risolto il problema tecnico, così sentiamo i ragazzini, i loro nomi e i loro cognomi, perché abbiamo detto poc'anzi sono protagonisti. Allora Massimo, chi abbiamo dietro di te? Sentiamo i nomi? Ripresento. Sì. Vai. Buonasera, mi chiamo Pierpaolo Musumeci. Ciao Pierpaolo. Sono di categoria Pulcini 2004 e gioco come centrocampista esterno destro. Bene, bene, bene. Passiamo il microfono. Buonasera, io sono Flavio Ruisi, gioco centrocampista esterno sinistro di centrocampo e sono di categoria Pulcino 2004. Da notare centrocampista esterno. Buonasera, Vai. sono Gaetano Scirè, centrocampista centrale, categoria Pulcini 2004. Benissimo, Gaetano, salutami papà che lo conosco. Mi chiamo Simone Forza, gioco esterno destro e sono di categoria Pulcini 2004. Benissimo, adesso passiamo ai più grandi, vediamo chi abbiamo. Buonasera, sono Francesco Pennisi, categoria giovanissimi, difensore. Benissimo. Buonasera a tutti, io sono Danilo Murè, gioco esterno e sono un giovanissimo. Che voce, mamma mia. Buonasera, io mi chiamo Giovanni Conti, categoria giovanissimi, ruolo attaccante. Bene. Buonasera, io sono Gianluca Guglielmino, portiere, categoria giovanissimi. Bravissime, si sono presentati benissimo, non erano per niente timorosi, ma li abituate questi ragazzini a parlare così. Insomma, complimenti Massimo, non siete soltanto istruttori di calcio, siete anche istruttori di vita. Dico bene Massimo? Mi senti Massimo? Mi volevo complimentare perché tenere a bada non è stato facile. Con Simone che chiacchierando come vanno a scuola ha preso 10 in matematica. E abbinare il gioco del calcio con la scuola credo che sia fondamentale per la crescita di questi ragazzi. È vero. Real Catania credo che miri anche a questo. È vero, e infatti Massimo, io li ho visti come lavorano gli istruttori, quando iniziano gli allenamenti domandano sempre, mi raccomando subito dopo a casa a studiare perché è fondamentale. Dico bene Massimo? Sì, vero. Chiedono anche le pagelle per tolti viste. Bene. Qualcuno che non studia lo lasciamo a casa. Oggi ad esempio dove venire un altro, il nostro capitano dei giovanissimi poi è rimasto a casa a studiare. Poi abbiamo portato il bomber. Senti Massimo, Giovanni Conti. come vanno le squadre giovanissimi in classifica? Credo bene, no? Sì, bene. Sì. Domani abbiamo big match con l'Invictus. Big match. Speriamo di centrare i 3 sempre un punti gioco. e così ci avviciniamo sempre più al traguardo. Benissimo, ok. Va bene, allora passiamo un attimo alla new team di Ragusa perché dobbiamo regalargli un'emozione. Abbiamo creato una piccola clip, così in maniera assolutamente goliardica, per ricordare e commemorare questo momento. No? Insomma, avete vinto un campionato, si prepara una stagione difficile perché il prossimo anno Ragusa, chissà, 2 squadre, una squadra non si sa, questa cosa poi tra poco ce la dirà anche il presidente, no? Perché ci sono voci, insomma, che a Ragusa può dare voci di corridoio, noi riportiamo questo. Allora guardiamoci questa videoclip e poi dopo andremo in chiusura sempre con i ragazzi della new team di Ragusa.
racismo, no al racismo. No to racism. Nee tegen racisme. Non au racisme. No al racismo. No to racism. Il calcio è anche questo, l'emozione di rivedere alcuni momenti della New Team Ragusa. Cosa c'è dietro tutto questo? Tanto sacrificio, allenamenti di sera tardi, pochi soldi, trasferte lunghe, però probabilmente un gruppo che poi alla fine è risultato vincente. Massimiliano. Sì, questo proprio è lo spirito. Lo spirito è il punto di partenza che noi ci siamo prefissati all'inizio della stagione. Ecco, sacrifici sì, soldi, non ne parliamo di soldi. C'è papà qui accanto che adesso ci dirà che cosa succederà la prossima stagione, no? Perché lui magari già ha un'idea di quello che può succedere, no? Di quello che potrà succedere. Che dice, Presidente? È chiaro che i programmi li stiamo mano a mano approntando. Sviluppando, certo. Noi andiamo con i piedi di piombo, facciamo un passo alla volta. Prima vogliamo vincere, abbiamo vinto, portare anche, diciamo, non perdere una partita in questo, in questo campionato. È un il nostro programma, rimanere imbattuti. E poi ecco, soprattutto, ecco, poco fa volevo dire, insomma, un grande grazie a tutti i giocatori, al mister Bacca, l'allenatore dei portieri, il preparatore atletico, il massaggiatore, il magazziniere, c'è tutto un entourage che ci sta dando una grandissima mano d'aiuto per raggiungere questi obiettivi. Allora Presidente, noi siamo quasi in chiusura, l'ultima battuta la devo fare anche con il DS suo figlio, ma qual è stato il momento più bello della stagione che ricordi in modo forte, che ha segnato probabilmente il cammino anche di questa vittoria? Ma allora ecco, è stata una stagione trionfale perché abbiamo fatto 19 vittorie di fila, abbiamo stabilito anche un record. Però ecco proprio mi ricordo che la 19esima è arrivata al 94esimo. E quindi il 3-2 dopo che al 91esimo eravamo ancora 2-1. E quindi quello è stato un momento di gioia. Quello è un momento eccezionale. indimenticabile. Benissimo, allora io ti saluto, sicuramente ci rivedremo perché poi non è escluso che possiate entrare anche nelle nomination del Penalty Awards che organizziamo a fine stagione, che premia il meglio del calcio dilettantistico. Vi auguriamo anche comunque il buon proseguo perché ancora il campionato ufficialmente non è finito, ci sono ancora un paio di giornate. 5 partite. Continuate a cercare di tenere l'imbattibilità. Noi giocheremo sempre per vincere come siamo abituati a fare. Perfetto, ho visto che ha portato una cosa particolare. Sì, il calendario, quest'anno noi abbiamo fatto il calendario per quanto riguarda la nostra società e un po' rappresenta tutte le zone belle di Ragusa con i nostri giocatori. Complimenti. Quindi vogliamo, ecco, ce lo mangiate? Sì, ce lo mangiamo per voi. Così insomma, grazie, avete un ricordo anche. Assolutamente. Allora, buon lavoro e complimenti ancora al New Team Ragusa. Hai 8 secondi, non di meno perché devo ancora chiudere con Catania, per dire che comunque i giochi sono fatti per la testa. Per quanto riguarda la rimanenza del girone, che cosa può succedere ancora? Ettore, la lotta per il terzo posto, il Florenzi ha ipotecato il secondo, ci sono New Pozzallo e Marina di Ragusa che si giocano il terzo posto, la partita in casa per la semifinale playoff. Io mi accodo ai complimenti, oltre che per la vittoria del campionato, per lo spirito dilettantistico. Questa squadra incarna lo spirito dilettantistico che da tempo abbiamo purtroppo perso. Benissimo, allora voglio salutare il gruppo di Catania, intanto con Renato Marletta. Che belli queste idee che hanno la New Team Ragusa, ci piace quando insomma ci vengono a trovare società che hanno comunque un obiettivo di qualità di vita, non legata solo al risultato. Non so se sei d'accordo, Riccardo. Renato. Una domanda, una curiosità. Sì. È vero che tra le loro fila gioca Peppe Romeo dell'82, è un ragazzo catanese che io ebbi in rappresentativa, che giocò anche a Bari con Cassano. Lo diceva Massimo Scrivano, oltre all'amico mio Peppe Rosa, col quale non finirò mai di fare i complimenti. Ci dicono di no. Romeo è nella New Pozzallo. Romeo è della New Pozzallo, non sei informato, carissimo Renato? Che i complimenti vanno naturalmente a tutti, sentire uno staff tecnico in una squadra di prima categoria, con tutto il rispetto per chi fa ancora l'interregionale,
complimenti all'organizzazione, perché attraverso l'organizzazione si può sicuramente andare avanti. È vero. Non sono i soldi che fanno il contesto, ma soprattutto la qualità degli uomini. Giusto, giusto Renato. Grazie Renato per la tua presenza dagli studi di Catania, con te chiaramente ci rivedremo perché insomma in media ogni mese sei ospite all'interno di Penalty, perché la tua saggezza, la tua competenza aiuta a migliorare il nostro progetto legato appunto a Penalty. Grazie a Renato Marletta, e vicino a Renato abbiamo il presidente della scuola calcio Real Catania che salutiamo, Massimo Ruisi. Ti verremo a trovare perché voglio parlare con i tecnici, fare proprio una cosa proprio specifica sul quadro tecnico guidato da Garofalo. So che siete in tanti e che lavorate in maniera meravigliosa, complimenti. Grazie Ettore, ti aspettiamo. Grazie a te. Buona serata, complimenti alle mie team. Grazie, un saluto a tutti i ragazzini che hanno fatto da contorno per quanto riguarda gli ospiti di Catania. Saluto il nostro Alessio Patti. Questo è un calendario che ci hanno regalato e ce lo teniamo gelosamente in redazione. Assolutamente giusto? Sì, un calendario che fra un po' di tempo varrà molto, benissimo, da un punto di vista morale. Allora, varrà molto ed sarà indimenticabile questa presenza in studio, in questa puntata speciale della penaltona amica e chi più ne ha più ne metta, Sabina Rossi. Grazie Ettore, per me è stato un piacere insomma fare questa trasferta qui a Modica, è una bellissima struttura, complimenti. E tra l'altro insomma hai imparato anche qualche nome che sconoscevi del calcio dilettantistico. A parte che ho fatto questo esercizio linguistico, un chiacchiericcio, devo dire, io sono una logopedista, no? Principalmente, quindi ci si allena, diciamo. Grazie, un bacio forte perché sei stata straordinaria. Allora a questo punto noi chiudiamo, abbiamo sforato di qualche minuto, perdonateci tanto, rimandiamo l'appuntamento con Penalty alla prossima settimana. Vi ricordiamo che siamo in diretta ogni domenica alle 19 sul canale 11 appunto di Video Mediterraneo sino alle 20:30, 20:35, siamo in replica anche 30 minuti dopo la mezzanotte della stessa domenica, e siamo in replica anche il lunedì alle 21:30 ed il martedì alle 18 sul canale 605 di Mediterraneo Sat, e in replica il lunedì alle 14 sul canale 694 di Mediterraneo News. Voglio ringraziare chiaramente la regia di Catania guidata da Guido Messina, ringrazio anche la regia di Modica, Michele Rizza, Carmelo Gennaro, Renato ed Elio Scollo, e ringrazio anche come al solito la straordinaria disponibilità di Fulvio Begherucci e Angelo Pandolfo, e per chiudere anche la scenografia di Salvo Campo che ogni tanto ricordiamo perché ha creato per noi tutto questo. Rimandiamo l'appuntamento, come ho detto qualche istante fa, a domenica prossima, e vi auguriamo naturalmente il buon calcio a tutto, ma soprattutto quello semplice, quello vero, quello che ci piace di più, quello fatto anche dai ragazzini, da ragazzini. Arrivederci a tutti.